Qui è la finale nazionale perché abbiamo artisti da tutta Italia. No, la rassegna di questa sera, questa rassegna di comici, 12 comici, iniziamo. Va bene che a cavaldonato non si guarda in bocca, ma se guardiamo in bocca a queste cavalle ci troviamo le lendiere. Ma c'era bella ragazza vestita da favola che è andata nel retro del chiosco e non è più tornata. E sapete perché? Beh, non era la bella addormentata nel chiosco. Moglie modello quasi santa, una serie di esperienze come amante, ruota di scorta, pallina antistress, last minute e bed and breakfast. Ma pensa a te, Marazzo! Ma sai, noi facciamo all'asilo insieme. Come Marazzo? Sì, pensa, io ancora mi ricordo quando le suore ci raccontavano le favole. Qual era la sua favola preferita? La principessa col pisello. Diventi ministro della famiglia Rosy Pinti! Rosy Pinti, ministro della famiglia! Lo sanno tutti che è l'unica che sta vergine dell'olivo! Pubblicità, io ho fatto le pubblicità, vuoi sapere com'è andata? Sono arrivato sul set, no? Io ho detto un sacco di bugie e mi hanno preso. Scusa, ma che pubblicità è? Mentos. Un giorno è andato il dottore, gli fa: dottore, mi fa male. Mi fa: cosa mi fa male? Mi fa male il coso. E gli fa vedere tuo sto ben di Dio. E il dottore gli fa: guarda che io non vedo nessuna escoriazione, nessuna fiacca, come fa a farle male? E quando esco dal bagno sono una moquette sfriga. La prima domanda è molto semplice. Sì, certo, ho controllato in un cassetto della mia memoria. Oh, benissimo. Quindi? È vuoto! Hai selezionato Virtual Eros. Qui ogni oggetto ha un nome strano, Gaxton è una purga e sono un divano. Signorina, mi piace, lo voglio comprare. Prima mi segua, si deve montare. Mi strizza l'occhio, mi faccio coraggio, dietro allo scaffale mi dà il kit di montaggio. Forza, su la mano, chi deve ancora ordinare? Mi trovo bene qui, è come a casa mia. Un vero mortario. E lo vogliamo rompere in ghiaccio? Sì. Domenica pomeriggio, il veicolo A, Ford K, sospingeva il veicolo B, anch'esso Ford K, contro un pilastro in cemento. Dinamica, cacà, palo! Lui, il cavazzere, si chiamava Guglielmo, Castel Guglielmo. Un tipo dai capelli un po' crespino. Come bello far l'amore da Trieste, ricordate il vado sempre non mi hai voglia tu, e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che non devi Sindaco, diamo la targa, anche se il secondo però non avevamo previsto il fatto dell'ex equo. E questo è il finale di Riso fa buon sacco.